Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in questi giorni la vicenda di Saffo, una vicenda interessantissima perché dal nulla questa donna nel VII secolo a.C. costituisce un tiaso, quindi un luogo di culto, dove tantissime ragazze si rifugiano per essere educate, ma non si rifugiano per rimanere lì. Le ragazze di Saffo poi vengono rimandate a casa, diventano poi mogli, diventano poi madri. Saffo lo fa perché ha una grande consapevolezza della propria femminilità, lei che anzitutto è moglie, lei che anzitutto è madre, e lo fa attraverso un metodo che è interessantissimo, perché il primo cardine del metodo di Saffo è la consapevolezza, restituisce a queste donne consapevolezza e dignità. Non è perché si è donne che bisogna sapere meno cose, e Saffo infatti trasmette loro la conoscenza di Omero. Non è perché si è donne che bisogna sentirsi relegate in un posto diverso da quello degli uomini, e Saffo dà loro una causa, un motivo per cui vivere. Ed è questo il secondo punto del metodo educativo di Saffo. Potremmo definirlo con una parola greca bellissima, abrosyna. Abrosyna vuol dire delicatezza, dolcezza. Saffo è la poetessa di un amore delicato, di un amore dolce, di un amore che sa invadere e conquistare la vita di tutte le persone, di un amore che non si afferma attraverso gesti violenti, ma si afferma attraverso scelte molto precise. Ed è qui, parlando dell'ambrosina, della delicatezza, che Saffo tira fuori un esempio che gli spettatori di storia conoscono molto bene, l'esempio di Elena di Troia. Elena, di fronte all'opportunità che aveva di seguire il proprio amore, di consacrarsi al proprio amore seguendo Paride in una situazione che avrebbe portato alla guerra, Elena non ha dubbi e segue Paride, abbandona il marito Menelao e segue l'amore, diventa schiava di amore, schiava di Afrodite, e in questa schiavitù d'amore Elena in qualche modo trova la sua gloria immortale. Una donna, se rimane femmina, se rimane fino in fondo se stessa, può cominciare ad amare in un modo che diventa immortale. C'è una femminilità dell'amore che Saffo difende contro tutto e contro tutti. E in questa femminilità dell'amore lei trova una ragione per combattere, per sostenere e per far lottare le persone che attorno a lei costruiscono una storia, una vita, una società. Ecco perché le persone andavano da Saffo, perché restituiva dignità, ma restituiva anche una ragione per vivere. E la ragione per vivere era vivere un amore, una dolcezza, una passione tale da poter imparare un modo di amare, di essere dolci e di vivere che avrebbe cambiato e determinato tutta la storia. Questo è un altro dei punti educativi del metodo di Saffo. Ma tutto questo sarebbe inutile se Saffo non trasformasse il suo Tios in qualcosa di particolare e di unico. Che cosa? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Storie.